Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi vuol sentirsi solo. Se non fosse per te crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te sarei niente, lo sai. Perché senza te io non vivo e mi manca il respiro se tu te ne vai. Quando sono con te chiudo gli occhi e già volo. D'improvviso la malinconia se ne va. Dai pensieri miei cade un velo e ritrovo con te l'unica verità. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Io non ti lascerò fino a quando vivrò. Tutto quello che un uomo può fare stavolta per te lo farò. Una pioggia di stelle ora brilla nell'aria ed il mondo mi appare per quello che è. Un oceano da attraversare per un cuore di donna o la spada di un re. Perché senza te io non vivo e mi manca il respiro se tu te ne vai. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. C'è un tempo per l'amore che spiegarti non so. Tutto quello che un uomo può fare stavolta per te lo farò. Tu sarai la regina dei miei desideri, l'orizzonte costante di questa realtà. Tu che sei per me come vedi, tutto quello che un uomo sognare potrà. Tutto quello che un uomo sognare potrà. Che inizio di settimana soft, che inizio di lunedì romantico. Beh, ma che bel brano di Sergio Camariere, ragazzi. Tutto quello che un uomo sognare potrà. Questa sera però con voi, sì, canteremo, sì, giocheremo. A proposito del gioco, prima di raccontare il tema della puntata, Enrico, ricordiamo i 5 nostri stupendi, magnifici premi: la spilletta, il buono carburante, il buono formaggi, il premio sorpresa che questa settimana ho nascosto all'interno dello zaino. Insomma, in queste settimane abbiamo dato via uno spremiagrumi, una bilancia digitale, un rasoio elettrico e chissà cosa ha nascosto Peiretti questa
stasera nel premio sorpresa. Potete giocare con noi quando aprirò le telefonate e provare a scoprirlo. Altrimenti il buono ristorante, sempre lui, sempre il ristorante Rabezzana del valore di 50 euro. Divertitevi insieme a noi. Però questa puntata voglio fare una domanda a tutti voi all'ascolto. Cos'è che vi crea nostalgia? Perché io ci pensavo oggi, no? La vita va avanti per me, la vita va avanti per tutti. Però c'è una cosa che mi crea proprio questo sentimento di nostalgia. Io nel corso della vita, un periodo della mia vita è stato contraddistinto dal fatto che alle 2 del pomeriggio veniva un mio caro amico a suonarmi il campanello e noi si andava tutto il pomeriggio al campetto qua sotto a giocare a pallone. Quando eravamo solo in 2 o 3 si giocava alla tedesca, quindi a 11, 13, non so se all'ascolto c'è qualcuno che ha mai giocato alla tedesca. Tornavo a casa sempre con un ginocchio messo peggio dell'altro, graffi dappertutto, sporco, sudato, però ero felice. Ero davvero un ragazzo felice e questi tempi qua non torneranno più. E questo mi crea nostalgia, e non poca. E voglio sapere, voi a casa, al 348 80 40 254, cos'è che vi crea nostalgia? Amedeo Grillo? Sarà la nostalgia? Sarà la nostalgia? Oh, ciao, buonasera a tutti! Ciao Amedeo! Il vento dalla baia passa sulla nostra casa, la burrasca già scompiglia il mare, ma sto naufragando anch'io, non so dimenticare chi non m'ama più. Le regole del gioco tu le rispettate poco e di notte io non mi addormento, sto come un bambino qui a immaginarmi ancora quando c'eri tu. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via, sarà ma sono qua, un uomo che vive per metà. Sarà la nostalgia, sarà che ti penso ancora via. Sarà quel che sarà, ma tu che ne sai di che sarà. Amedeo Grillo! Sarà la nostalgia! Ti prende a qualsiasi età. Davvero? C'è un'ansia, un'angoscia. Per me saranno giorni consumati nei ricordi, da una barca vuota e una fotografia. Se ti dicessi io c'è, non t'amo più, sarebbe una bugia. Le nostre passeggiate, l'ombra delle tue risate, le emozioni che nascevano con te, mi mancheranno e tu sei come un nodo in gola che non scende più. Tutti! Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via. Sarà ma sono qua, un uomo che vive per metà. Sarà la nostalgia, sarà che ti penso ancora via. Sarà quel che sarà, ma tu che ne sai di che sarà. 348 80 40 254, il numero per i vostri messaggi in diretta. Fatevi sentire, scrivete, scrivete, scrivete e adesso cantate, cantate. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via. Sarà ma sono qua, un uomo che vive per metà. Sarà la nostalgia, sarà che ti penso ancora via. Sarà quel che sarà, ma tu che ne sai di che sarà.
adesso, come faccio di solito, chiedo all'ospite la stessa domanda che ho chiesto a tutti i nostri teleascoltatori. Per chi si fosse perso il primo piccolo monologo iniziale, cos'è che vi crea nostalgia? Di cosa hai nostalgia, Amedeo Grillo? Te lo posso dire sinceramente, della musica che ho fatto negli anni miei. Sì, davvero, anche perché tu Ho cominciato a 16 anni. a 16 Quindi pensa anni un po', esatto. Quindi hai suonato tanto la batteria, hai Esatto, cantato, esatto, hai capito bene. era un altro mondo. Assolutamente, proprio assolutamente. Io Era- ho cominciato cantando, anche se suonavo la batteria, che il batterista non ce l'avevo, gliel'ho data io. Poi dopo nell'89 ho fatto un gruppo e ho incominciato a suonare la batteria, che mi piaceva suonare. Cantavi mentre suonavi la batteria? Esatto, sì. Che è una cosa difficilissima, ci sono Su pochissimi gruppi 7 dove... anni, ma alla grande. Quindi Ma dai. quei periodi lì per me sono molto nostalgici. Sì, perché Fa non- delle belle cose, dai. adesso la tecnologia, il computer, capito, c'è di tutto e di più. Ma No, una volta se no. volevi suonare, ragazi, dovevi essere capace a suonare. Perché se no stavi a casa. Autotune, intelligenza artificiale. Arrivederci, Ciao, grazie. arrivederci, grazie. Ciao, musica. Invece una volta dovevi essere capace, altrimenti stavi a Te casa. lo suonavi, te e te la cantavi. Io credevo mi rispondessi in un altro modo, che hai No, nostalgia di assolutamente. Napoli, dei profumi No, no, napoletani, io delle ci- strade quando- di Napoli. Quando voglio ci vado. È la mia città, ci sono nato, ci sto Ah. bene qui come sto bene lì senza nessun problema, assolutamente. Ah, quindi non hai quel tipo di nostalgia. No, no. E voi a casa scrivetecelo al 34880 40 Fateci sapere i 200. fatti vostri, dai. Ma mi piace, mi piace. Poi tra un po' giocheremo, per i nostalgici del mio giochino. Tra un po' giocheremo, ma adesso arriva una bella canzone dal titolo Il cuore è uno zingaro. E va. Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo. Lei disse non niente, ma mentivo, piangevo. E questi aspetto tardi già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è una zingara e va? Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista un anno dopo, l'altra sera, rideva. Il silenzio sapeva che il mio cuore batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di rispondere sì, ma senza mai guardare negli occhi. Io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. Adesso a casa, chi non la sapeva la sa, chi se l'è ricordata, chi se l'è dimenticata l'ha ricordata, e la cantiamo tutti insieme. Siete pronti? Vi vedo, Finché troverà il prato verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà, chissà, e si fermerà. Si è fermata. Ok,
Bravo il nostro Amedeo Grillo con un bel pezzo. Bravo, mi piace quando mi fai queste scalette, io godo. E adesso, sai cosa ti dico? Lo prendo io, guarda qua, faccio tutto io stasera. Tecnico di palco, audio, luci, video. No, video della regia. Enrichetto, il nostro Enrichetto in regia. Apriamo le telefonate. Pronto, chi sei e da dove? Ciao, buona settimana, sono Tiziana da Torino. Ciao Tiziana, buonasera. No, stai pure lì, Amedeo. Dove vuoi andare dietro? Sì. Vai, Amedeo vuole andare dietro. Ciao Tiziana, buonasera. Come stai? Buonasera. Bene, grazie. Tiziana, cosa ti crea nostalgia a te? Gli anni 80. Ah, hai nostalgia degli anni 80. Era un altro modo di vivere di sicuro rispetto adesso, eh? Sicurissimo, anni 80, canzoni, tutte cose diverse da oggi. Ok. Adesso giochiamo. Vuoi provare a indovinare? Speriamo. Con 5 o con 15? Con 15. Eccoli, questi sono i tuoi secondi. Forza Tiziana, tifiamo per te. Vai. Via. Sì, Tiziana, è quella. Mia Martini. Sì? Ah, come si fa ad ascoltare l'anima? Il titolo però mi sfugge. Ma Non è dai, possibile, 3, dai. 2, 1, vai col titolo. Buttati, Non ce l'ho. Ah. Buttati, mi butto, stasera mi butto. Non è quella. Grazie per aver giocato con noi, Tiziana, sei stata simpaticissima. Grazie. Grazie anche a te, buona serata, ciao. Ciao. Allora, regia mi scrive che le basi sono alte. Sì, regia, le basi sono alte perché devo farle sentire al telefono, quindi sono sempre state un po' più alte rispetto al volume originale che abbiamo. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Sabrina da Torino. Ciao Sabrina, ciao Torino. Senti, ma me lo dici tu di cosa hai nostalgia nella vita? Se uno telefona, vuol giocare, Peiretti fa il marzullo della situazione. Nostalgia, gli anni passati, come Anche tutti te il io passato. penso. Giusto. Sì. Giusto. 5 o 15 secondi? 15 Enrico. 15, questi sono i tuoi secondi, in bocca al lupo, vai! Sabrina! Facile, Sabrina è facile. È facile per te, ma non per me. Aia. Per te No. o per te? Per te o per te? Per te? Per me? Ciao, grazie per aver giocato con noi, Tiziana. Ciao Enrico. Sabrina. Ciao Amedeo. Ciao, grazie Sabrina. Grazie. Effettivamente questo non è molto facile come rapporto di Nitro, però sì, sicuramente. Tara, Sei un po' cattivo. Se sei un po' cattivo. Ma no, sono in Sei un po' cattivo. sono in sequenza, quindi pronto, chi sei e da dove? Pronto? Ciao, sono sempre Giussi da Michelino. Ciao Giusy Giusy. da Michelino. Giusy, correggimi se sbaglio, tu non hai ancora vinto niente, vero, di questo tabellone o sì? Ah no, di questo no, ho vinto la volta prima. Una volta prima, quindi puoi giocare con questi Assolutamente, nuovi sì. premi. Brava Giusy, Certo. vedo che sei attenta al regolamento, grazie mille. Sempre. E adesso 5 o 15? 5 o 15? 5 o 15? Dai, 15. 15 questa volta, sono sicuro che non puoi sbagliare. Sei pronta? Dai. Eccoli. Assolutamente, vai. Non mi viene. No, Non è possibile, dai. No, questa me l'ha suggerita Amedeo, mi fa metti questa che la indovinano di sicuro perché ci sono io. E quindi Ma niente. no. Vabbè, grazie per aver giocato con noi, grazie di Dai, cuore. Ciao. Hai visto che non l'hanno indovinata? Te l'ho detto che non la indovinavano. Era più facile dell'altra, sì. Sicuramente. Vabbè. Ancora una telefonata per questo primo tempo. Andiamo a rispondere a chi e da dove. Pronto?
Buonasera. Ciao, sono Elisa da Torino. Ciao Elisa da Torino, benvenuta. Sai come funziona il nostro giochino? Puoi indovinare la canzone con 5 o con 15 secondi. Con 5 secondi hai 2 possibilità per trovare uno di questi 5 premi, con 15 secondi ne hai soltanto una. Vai, 5 o 15? 15. 15, questi sono i tuoi 15 secondi, in bocca al lupo Elisa, eccoli. Brano che ha fatto la storia della musica. Elisa. Non ce l'abbiamo, non l'abbiamo capito. Che peccato, grazie per aver giocato con noi, un abbraccio fortissimo. Saluta i bimbi, Enrico. Ciao bimbi, vi voglio bene, ciao ragazzi, grazie di cuore. Ciao. Buona serata, un saluto da Medeo, ciao. Ciao. Ecco, queste sono le emozioni di Casa Peiretti. Quando alle 17 accendo lo studio, magari con tanti pensieri in testa, poi queste telefonate ti cambiano la giornata. Dai, ancora una telefonata. Pronto, chi sei, da dove? Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, chi sei e da dove? Umberto da Nichelino. Ciao Umberto da Nichelino. 5 o 15? 15, eccoteli, sei pronto Umberto? Partono in questo istante, vai! Ah, facilissima, tara 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 taram. Non lo so, non posso dirtelo. Grazie Umberto, grazie per aver giocato con noi. Non lo so. Ciao. Non lo so. Buona serata, grazie. Dai. Ciao. Beh dai, ragazzi, abbiamo le buste intatte. Vabbè, vieni qua, vieni davanti a me. Giocheremo nel secondo tempo, quindi ignoro questa telefonata, perché adesso ancora un brano per voi dal titolo. Occhio regia, perché sto facendo un piccolo cambio in scaletta. Faccio cantare Amedeo su un mio arrangiamento, quindi ne sono orgoglioso di questo, perché arriva il brano dal titolo Riderà. Perché tu, io lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché vivrai amerai solo lei. Non farò niente per riportarla da me. Riderà. Tu falla ridere perché riderà. Ha pianto troppo insieme a me, anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò, anche se lei per me lascerebbe anche te, non farò niente per riportarla da me. Riderà. Tu falla ridere perché riderà. Ha pianto troppo
riderà, riderà, riderà. Ma se tu l'amerai un po' meno di me, ma se tu cambierai un altro uomo sarai, ma se tu sciuperai quel che ho fatto per lei, giuro che tornerò e la riprenderò. Riderà, riderà, riderà. Tu falla ridere perché riderà, riderà, riderà. Ha pianto troppo insieme a me. Bravo! E tra un po' torneremo a giocare per voi. Noi ci fermiamo soltanto 3 minuti, il blocco nuovo, il blocco pubblicitario nuovo. Poi torniamo in onda con una loro richiesta, che è un brano che per la prima volta l'ho sentito questa sera nelle prove, bellissimo, di Nino D'Angelo, quindi da non perdere. Poi apriremo le telefonate e tutti i loro messaggi. E Tom, questa è Casa Peiretti, ragazzi. Esatto. Pubblicità, Vai, pubblicità, pubblicità, pubblicità. Vado, ma dove vado? Se la mia meta sei solo tu. Volo, ma perché volo? Sì che la nuvola non sei tu. Vivo, ma non lo so se solo vivo. La vita è bella solo insieme a te. Cuore che batti cuore, alla porta non si mai tu. Scendo di notte, scendo perché non voglio sognarti più. Te senti in te passa che cammina, come se stesse vicino a me. In dall'aria ci stai tu, mezzanotte ci stai tu, faccia gente ci stai tu, ci stai tu. Nel silenzio ci sei tu, sui balconi ci sei tu, nei binari ci sei tu, sempre tu. E mi dormo coppa una banchina, come si tenesse più cent'anni. In te suona ci stai tu, in dall'aria ci stai tu, ogni scena tu non ci stai più. Voglia di fare spese nei magazzini dove vai tu, voglia di una sorpresa all'improvviso guarda tu, voglia di andare al mare anche d'inverno, se nello stesso mare ci sei tu. Corro mi sbatto con squillo telefono e non sei tu, cerca una voglia, cerca a bambini cerca stai magari all'ultimo respiro, vaga cercando a te per non morire. Din dall'ombra ci stai tu, dietro strada ci stai tu, faccia gente ci stai tu, ci stai tu. Nei rumori ci sei tu, nella pioggia ci sei tu, nei binari ci sei tu, sempre tu. E non torno a coppa una banchina, come si tenesse più cent'anni. Vinto sole ci
Anche perché, se non sbaglio, era una richiesta. Sì, quindi vedi che i nostri amici a volte Speriamo che l'hanno sentito, dai. i nostri amici a volte ci sanno stupire con dei brani che mai avrei immaginato di fare in casa Peiretti. Aspetta che siamo andati fuori fuoco, siamo a fuoco, adesso sì, e quindi andiamo a rispondere al telefono. Alziamo il volume della telefonata. Pronto, chi sei e da dove? Ciao, sono Mario da Torino. Ciao Mario, ciao Mario da Torino. Provi a indovinare il brano con Ciao. 5 secondi, aver due possibilità, o con 15 secondi ma averne soltanto una? 15. 15, questi sono Ciao. i tuoi 15 secondi. In bocca al lupo Mario, eccoteli. 15. 15 secondi, partono adesso. Eccoli. Oh, mamma. Ho provato a aiutare Abbiamo- Mario imitando, mimando. Niente. Chi è Mario. Venditti? No, ma è lui. Guarda un po' Mario cosa ti sto facendo adesso. Chi sono? Sono? No, guarda la TV. Chi sono in questo momento? Chi sono? Vabbè, niente. Un aereo come vola? Con le... Ali. Quindi lui Fausto è... Leali. Bravo, Fausto Leali. Vabbè, grazie per aver Le giocato... ali a chi? Non è a chi, No. mi dispiace. Grazie per aver giocato con noi Mario, un abbraccio Ciao, fortissimo. grazie, buona serata. Ciao, buona serata, ciao. No, Vabbè, ma anche mimato. però non era chi, ma era, insomma, vai, pronto, chi sei e da dove? Pronto? La regia mi ha scritto che Ciao Enrico, sono Mimmo da Torino. Ciao Mimmo, guarda, non so se condividi il pensiero della regia che mi ha appena scritto che sono un pistola, ma non è vero, stavo imitando un aereo e poi prima un falco con le Ma ali. sì, era evidente, le ali. Ecco, facevo le ali. bravo. vabbè. Mimmo, 5-15. 15 Enrico, 15. Vai Mimmo, questi sono... No. Te l'ho detto, niente da fare. Mimmo, concentrati, possibile. Mimmo, concentrati. Tun. Non ci sono, non mi viene. Invitami a cantare da te, dai. Va bene. Come hai detto prima inizialmente del programma, la nostalgia è di vedere Lucerna San Giovanni, Torre Felice e Viviana. Ma che bello, grazie E Mimmo. sarebbe bellissimo venire lì da te a cantare una canzone. Qual è la tua canzone preferita? Qual è il tuo cavallo di battaglia? Ma io vado per i nomadi. Cantami un pezzettino di Nomadi così al telefono, dai. I nomadi, crescerai, arriverai. Non ho capito. Vabbè, bella, credevo me ne facessi un pezzo in più, ma va bene anche solo quelle due parole. Grazie Mimmo, ti voglio Ciao, bene, ciao, grazie. Ciao. Altrettanto Enrico, ciao, buona serata. Ciao. No, io canto del telefono, ma aspettavo, invece no, ho fatto solo d'altra parte giusto, mi vuoi sentir cantare mi inviti, non è che posso cantare il telefono così. Pronto, chi sei e da dove? Pronto? Buonasera, Buonasera, come ti chiami? Domenico Ingianni da Santo Stefano. Ciao Domenico, buonasera Domenico, sei in diretta e adesso a te la scelta se provare a indovinare il brano con 5 secondi e avere due possibilità o con 15 secondi e averne soltanto una, vai. Va bene, grazie. Va bene, dimmi tu, 5 secondi o 15? No, dai, facciamo 15, grazie mille. 15. Domenico, questi sono i tuoi 15 secondi, eccoli. Domenico, Mi mi dica lei, il titolo della canzone qual è secondo lei Domenico? può essere Lucio Battisti? Ah,
Ma non è Lucio Battisti. Qualcosa di dolce. È più dolce di Battisti, è più dolce, è una cosa dolcissima, proprio dolce, 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 tipo zucchero. Però, grazie per aver giocato con noi. Un abbraccio forte. Può fare un altro carissimo? Com'è? Non si può fare un altro carissimo? Domani se mi richiami rigiochiamo con un'altra canzone. Va bene, grazie mille. Ciao Domenico, arrivederci. Ciao, Santo Stefano, un saluto a tutti. Ciao. Ciao. Già, mio caro Amedeo. Che ora so? 20:42, pubblicità. Poi torniamo con tutti i messaggi. Abbiamo tantissimi messaggi questa sera, quindi grazie a ognuno di voi, ma fra 2 minuti e mezzo, non di più. E allora andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati fin qui. Ricordo che domani sera ci sarà il Papillon, Claudio Jackie Music a provare a tenervi compagnia, sempre insieme al Peiretti. Buona settimana a tutta casa Peiretti, baciotti, Silvia da Montalciata. Baciotti Silvia, grazie. Leggi pure, vai. Buonasera amici, ciao Dani d'Alessandria. Ciao Dani. Ciao grazie. Dani. Che vai. Buonasera Enrico, buon onomastico. Dalle 20 alle 21 sempre in compagnia di Casa Peretti. Un affettuoso abbraccio e un bacio da Stefania da Rondissone. Grazie Stefi. Grazie. E già oggi è Sant'Enrico, mio caro Amedeo. Sant'Enrico. Ma dopo lo strepitoso weekend a San Siro con il grande Max, siamo nuovamente con te, caro Enrico. Baci Alfonsina e Germano. Grazie, ciao. Andate a vedere Max Pezzali a San Siro, che bello. Ciao, tanti auguri, buon onomastico ad Enrico. Buona serata a tutti. Maria Antonietta, grazie Maria Antonietta, grazie. Vedi che loro si sono ricordati, la mia mamma si è dimenticata, il mio babbo si è dimenticata, mia sorella si è dimenticata di farmi gli auguri. Ciao Casa Peretti. Buona serata, pronti a seguire Michela da Torino. Grazie Michela. Michela c'è sempre, ma quando ci sei tu c'è di più. Lei è la mia nostalgia, amiche da quando siamo nate, poi la lontananza ci ha divise, ma nonostante 1000 chilometri siamo sempre amiche del cuore. Anna è la mia Napoli. Patti 60, wow, che amica bello. di mia moglie. Ma perché secondo me un'amicizia, la lontananza, come dice, un'amicizia la conserva, un amore non ce la fa, secondo me. Un amore in lontananza è quasi impossibile, ma l'amicizia sì. Ciao Enrico, un'altra settimana con Casa Peretti e i tuoi meravigliosi ospiti. Grazie Massimo da ciao. Venaria. T'ha detto che sei meraviglioso, Massimo, meraviglioso. Grazie per il pomeriggio musicale di ieri a Bibbiano, è stata una splendida giornata, felice di esserci. Simona da Valperga. Ciao Simona, grazie Simo, e salutiamo anche tutta la Proloco di Bibbiana. Ciao Enrico, mi piacerebbe ascoltare 29 settembre di Battisti, grazie, sei grande. Angela da Castellamonte. Potrebbe essere un brano che arriva già domani o mercoledì, quindi non perdetevi mai Casa Peiretti, sempre in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21. Buonasera, buona settimana Enrico, buona Amedeo. Ed infine ci ritroviamo a canticchiare tante altre belle canzoni. Un grazie dal Lago Maggiore, lo dice Marco. Grazie Marco, grazie. Ciao dai tuoi amici Enrico e Caterino Riverossa che ti fanno gli auguri di buon onomastico e con due belle con le adesso che andiamo in onda insegno ad Amedeo come si dice pomodoro in piemontese. Dillo. Tumatica. La tumatica. E invece in napoletano com'è? Il pumarola. La tumatica. Mi crea nostalgia la mia giovinezza passata con la mia famiglia in campagna al mare, lo dice Dani. Giusto, ognuno ha il suo pensiero, dai. Bello, bellissimo, ma volevo proprio capire, no, se allora, ho nostalgia dei miei genitori che da più di 20 anni non ho più. Certo. Questa è una cosa scontata per tutti, certo Gisella, credo che è così, sono quelle ferite che rimangono sempre nell'anima. Ti faccio tanti auguri di buon compleanno a Enrico. Ciao da Amedeo, da Elena. Buon onomastico, scritto onomastico. Non siamo il 13 dicembre, Amedeo, ci sono 87 gradi fuori. Grazie Elena, bravissimi come sempre, un piacere rivedere Amedeo con la sua bella voce. Michela. Grazie Michela. Quante Michele ci sono oggi? Quante Michela ci sono oggi? Ciao Casaperetti, ciao Enrico, ciao Amedeo. Fa caldo. Un abbraccio da parte da Gianni da Torino. Ciao Gianni, grazie. Ciao Gianni, quante ho? Ciao Enrico, grazie per la compagnia che ci fai ogni sera. Con le tue canzoni ci riporti indietro nel tempo, ci riporti alla mente canzoni che nemmeno ricordavamo, ma che poi quando inizi a cantare tornano alla mente. Grazie. Simona, Sergio e Stella da Torino. Grazie.
È anche un po' la mia missione questa, ragazzi. Questa è una Buonasera bella Casaperetti. Guarda che roba che fa mia moglie. Sei invitato. Torta salata con zucchine, scamorza affumicata e prosciutto cotto. Sempre top ogni sera. Un abbraccio da Alice e James da Polonghera. Alice! James! Va bene la foto e va bene l'invito, però guarda che arrivo Polonghero. Un'oretta sono lì, Leggi. Ciao Enrico, così mi crea nostalgia, hai proprio ragione. Il giocare tutti i giorni a pallone nei campi ti preferisce. Un saluto a grande Amedeo, Massimo da Veneria. Ciao Massimo, grazie. E ho anche nostalgia di tutte le volte, mio caro Massimo, che tornavo a casa tutto sporco, mia mamma mi sgridava sempre, sei arrivato tardi, sudato, sporco, vai lavare che c'è cena. Ciao Enrico, sei un grande. Mio figlio Alessandro mi chiede se gli puoi cantare Certe notti. Grazie Francesco da Omegna, siete tutti bravissimi. Grazie. Allora, di a tuo figlio Alessandro che la cantiamo domani sera, te la faccio cantare direttamente da Claudio Jackie Music. Ma quanto ti sta bene la maglietta, Henry? Sei bellissimo, Amedeo, sei bravissimo, siete fantastici. Lori da Brandizzo. Ciao Lori, grazie. Mi sta bene la magliettina, è bella. Si campa così cosa si casa, occhio. Tanti auguri, buon onomastico Enrico. Grazie Gisella. Grazie Gisella. Facciamo anche gli auguri a tutti gli Enrico, Enrica, Enrichetta, Enrichetto, Cherichetta all'ascolto. Leggi. Ciao, mi potete cantare La rondine di mango in memoria di mio zio? Sono Veronica da Izzo Monferrato. Allora Veronica, sì, cercheremo di mettere in programma anche la rondine di mango, a meno che tu non vuoi fare un finale con la rondine di mango. Te la cerco? Ce la facciamo, sì, va benissimo. Io te la cerco e tu leggi i messaggi, vai. Ciao Amedeo, bravo come sempre. Volevo chiederti se la prossima volta mi potresti cantare Dolce Barbara di Ramazzotti. E dico nostalgia di quando per comunicare con le persone si parlava. Un grande saluto da Stefania da Rondissone. Sì. Dolce Barbara vedremo, perché mi sembra che è difficile trovare la base, però vediamo cosa succede. Allora andiamo avanti con buonasera carissimi. Qualche mese fa gita con la scuola, vi seguiamo sempre. Un saluto dal Senato. Ciao ragazzi, ciao, che belli che siete, grazie per seguirci sempre. Ho nostalgia della spensieratezza. Chiunque tu sia è giusto anche questo, sai? Quando non c'erano problemi nella vita, ma poi i problemi nascono sempre. Ma è impossibile che uno non abbia dei problemi nella vita, però li potevi, una volta magari li risolvevi in un altro modo. Bentornato Amedeo. Venerdì scorso volevo venire a Luserna, ma mi è stato detto di no. Buona serata, bravi. Lilli. Grazie allora, Lilli. Perché ti è stato detto di no? Ma allora, com'è sta storia? Chiamami quando è così. Vi stimo un sacco, vi prego, leggete il mio messaggio, vi adoro, sarebbe un onore per me e per così poco. Benvenuto in famiglia, benvenuto in Casa Peiretti, seguiti tutte le sere. Ciao Enrico, ciao Amedeo. A me crea nostalgia il mix tra dolcezza per ciò che è stato e la malinconia per il tempo che non torna. Buon inizio settimana, tutta Casa Peretti. Maria Giusto così, da grazie Torino. Maria. Grazie Maria, grazie. Ciao Enrico, ho nostalgia della giovinezza, volata via troppo velocemente, leggite in moto con gli amici che non ho più rivisto. Buona serata Mario da Torino. Ciao Mario, grazie. La nostalgia del passato, come dice una canzone ben famosa. Un saluto da Andrea Scardigno di Santo Stefano da Miami. Che bel gelato anche. Bello quel gelato lì. Ciao, grazie. Ciao Enrico, ciao Amedeo. Voi della vecchia guardia rendete la puntata ancora più bella. Insieme siete fantastici. Luciano di Brandizzo. Ciao Luciano, grazie. Buona serata a te, grazie. Luciano. Accorcia regia, accorcia perché è troppo grosso. Ecco, ciao Enrico, ciao Amedeo. Complimenti a entrambi. Bellissimo brano quello di Giacobbe, sarà nostalgia. Io rispondo alla tua domanda Enrico. Quello che mi dà più nostalgia veramente non è tanto i ricordi da ragazzi, i tempi che abbiamo vissuto. Sì, quello può fare un po' di malinconia, ma ci sta. Quello che veramente mi crea una nostalgia profonda della vita che finisce e ci lascia senza le persone care. E anche Vecchioni lo dice nel suo brano Sogna ragazzo sogna. Scusa se mi sono dilungato, ma ci tenevo a dirti questa mia sensazione. Un abbraccio Fabrizio di Novi. Ma io adoro i messaggi lunghi. I messaggi lunghi a me piacciono tantissimo perché danno qualcosa di tuo. Grazie Fabrizio. Ciao Casaperetti, ciao Enrico Veretti, ciao Amedeo Grillo, buona inizio settimana. Antonio Primiceri di Rivalta, ciao Antonio. Ciao, grazie. Antonio, grazie. Grazie Antonio. Ma quanti siete stasera? Ma che bello. Ciao Amedeo, buona serata da Rosalia. Ciao Rosalia. Rosalia c'è. Grazie Rosalia. E poi chi abbiamo?
Buon onomastico Enrico, 13 luglio. Ecco, questa è la barchetta che tra un po' d'agosto mi porterà in mezzo al mare. Bravissimo Amedeo, un saluto da Mara e Gianni. Grazie. Mara e Gianni presenti. Sono le 20:54, salutiamo Vito, grazie Vito per il tuo messaggio. Grazie, e poi chi altro? Andiamo veloce con i messaggi perché voglio chiudere con la rondine. Abbiamo fatto un cambio in scaletta. Lori da Brandizzo il 22 luglio farà 49 anni. Se ci sei e non sei ancora in ferie potresti farmi gli auguri con una canzone che vuoi tu. No, siamo ancora il 22 luglio, siamo ancora cos'è, un sabato, una domenica? Che giorno è il 22? Fammi vedere, è un mercoledì, quindi sì, ci sarà qua con me Azzurra, e quindi ben volentieri. Praticamente come Peiretti, che tutto dove mi giro ci stai tu. Caro Amedeo, portalo a Napoli e lascialo là. Ti ringrazio tanto, con affetto, zia Marta. No, perché in macchina l'altro giorno con zia Marta valutavamo proprio questo. Noi giriamo in tanti paesi qua intorno e ci sono manifesti nostri un po' ovunque, e quindi fa tutto dove mi giro c'è Peiretti, ma c'è anche Zia Marta. Ciao Enrico, un abbraccio da Amedeo, da Daniele, Luca da Ceva. Grazie, ciao ragazzi, grazie di cuore, ciao. E adesso noi ci cantiamo la rondine, nel frattempo andiamo ancora a leggere i messaggi che sono arrivati, come questo da Cavaller Maggiore. Grazie. Domani di nuovo qui dalle 20 alle 21.